L'escursionismo sta diventando una pratica culturale, ricreativa, sportiva sempre più diffusa, al punto che un sempre crescente numero di turisti sono oggi attratti dalla possibilità di percorrere i sentieri e di associare ad un'attività fisica salutare la scoperta di paesaggi, l'incontro con la natura e con l'etnografia. In molte regioni delle Alpi la presenza di escursionisti è divenuta una fonte basilare per l'economia turistica, un'attività che si può esercitare quasi tutto l'anno con qualsiasi clima e da qualunque età. In questo settore la Sardegna sconta una generale arretratezza, dal momento che le attenzioni degli operatori turistici e delle amministrazioni pubbliche sono state negli ultimi anni monopolizzate dalle attrazioni marittime, spiagge, mare ed altro ancora. Mentre oggi la necessità di offrire alternative a questa offerta è necessaria ma non più sufficiente. Questo tipo di turismo diventa di fondamentale importanza per garantire un futuro al comparto turistico delle zone interne, assicurando un apporto economico spendibile tutto l'anno su tutto il territorio a bassissimo impatto ambientale. Da qui nasce l'esigenza di creare un progetto che propone appunto lo scopo di attirare l'attenzione sul valore dell'escursionismo, sulla necessità delle istituzioni locali e regionali di dotarsi di una rete sentieristica efficiente ed accessibile al servizio di questo turismo, e sulle opportunità che l'escursionismo offre all'esercizio delle attività agricole e artigianali tradizionali, l'ospitalità, l'accoglienza e alla commercializzazione dei prodotti tipici. Il modo più semplice per ogni singolo comune o provincia e la regione è la creazione e la divulgazione di siti o attività di interesse sportivo. Uno di questi, a noi nuovo, è il torrentismo, disciplina arrivata in Sardegna con la scoperta di canyon interessanti e di assoluta bellezza, scoperti una ventina di anni fa in Supramonte. Vedi Orbisi, Fuili, Baccu Padente. La passione, la tenacia, lo spirito sportivo naturalistico di quattro amici ha scommesso sulla Gallura e in particolare nel territorio di Padro e vicinanze, scoprendo questi fiumi incassati nelle rocce e quindi dei veri e propri canyon, che ora vi facciamo conoscere. Resta inteso che siamo alla ricerca di altro, avvalendoci dei consigli e della conoscenza delle persone residenti in zona. Qualsiasi tipo di informazione è a noi gradita. Iniziamo il nostro percorso salendo di quota, portandoci sull'altopiano di Usinavà, strada per Saavedra Bianca. Rio Neulavé, località Sasenas, prima dell'abitato della frazione, si svolta a destra in una strada sterrata. Si prosegue lasciando il depuratore. Ancora 200 metri e si arriva alla riva del fiume. Si inizia con una cascata spettacolare alta 35 metri. Si infrange sul laghetto profondo 8. Il frastono dell'acqua ti elettrizza. Percorsa il 20 ottobre dello scorso anno, con una portata di 100 litri al secondo, si prosegue con un secondo salto. Una cascata alta 12 metri, non facile, molto tecnica e scivolosa. Porta su un lastrone rettangolare con un dislivello di circa 15 metri. Fino all'uscita giù a Savala e Sagonca. Il fiume continua con splendide piscine, dove tuffarsi con salti da 5-6 metri. Bellissimo. Il canale, non troppo stretto, regala meravigliose pareti in granito, alte non meno di 200 metri, rigogliose piante di leccio e querce a contorno. Felci gigantesche rendono questo fiume spettacolare.
Il sito ospita le specie animali più nobili della nostra isola: anatre, pernici, lepri, tartarughe e tanto altro. Acqua limpidissima e pietre granitiche, miste a basalto nero lucido, dalle forme più svariate. In particolare, quasi all'uscita del fiume, un gigantesco monolite in granito, somigliante a uno scarpone rovesciato in equilibrio, su carta IGM questo canale è denominato Canale dell'Iserno, ma da IGM Storica messa a disposizione dall'amico Davide di Saavedra Bianca il fiume è nominato Neulavè, come conosciuto del resto dai locali. Denominazione da IGM Storica del 1936 messa a disposizione da Davide di Saavedra Bianca. Iscalamala, località Saavedra Bianca. Il fiume non è nominato su IGM, ma dagli abitanti di Saavedra Bianca è chiamato Iscalamala, appunto. Adiacente alla frazione scende fino a Riumannu, strada per Piras, da un'altitudine di 500 metri sul livello del mare a 150 di Riumannu. Si estende per una lunghezza di 2 km circa. Fiume molto tecnico, da 16 cascate, molto ma molto belle, uno scenario fantastico, rocce che sembrano guglie appuntite, alte 80-100 metri. Viene arricchito d'acqua da un affluente che parte da sud di Saavedra Bianca. La parte alta e fino alla metà del percorso è molto stretta e profonda, cascate molto tecniche e splendide, da 20-25 metri, una delle quali forma un laghetto perfettamente rotondo, con dei grossi massi a contenere l'unico varco di uscita dell'acqua. Laghetto profondo 14-15 metri. Qui abbiamo disturbato una coppia di aironi cenerini di grossa mole, stupendi, eleganti, non si sono scomposti più di tanto, praticando un decollo lento ma elegante. Vegetazione rigogliosa, oleandri e fichi dominano questo fiume. Percorso nel mese di gennaio, periodo di piogge, ha reso l'acqua molto torbida, ma ugualmente fresca e spettacolare. 8 ore di percorrenza, fatica e soddisfazione per un fiume che non dà respiro e pause. Uno scenario di incantevole bellezza ci porta ai piedi del monte Tepilora. Riunieddu, località a altopiano di Usinavà, demanio forestale, 2 km dopo Saavedra Bianca, strada forestale percorribile da via Tiziano dell'abitato di Saavedra Bianca. Al lato di Scalamala, esattamente a 2 km, si trova questo fiume, Riunieddu. Percorre un vero e proprio canyon, dalle caratteristiche uniche, roccia, granito sardo, alberi di sugheri, ginepri secolari e lecci, anse e cascate splendide. Per questo riteniamo che Riumannu sarà candidato a diventare di notevole importanza sportivo-torrentistico. Inizia con una splendida cascata che toglie il fiato, disposta in 2 livelli, si può quantificare in 40 metri, in mezzo alla macchia mediterranea. L'acqua si è fatta spazio creando vere e proprie gallerie nella vegetazione. Un susseguirsi di cascate, si distingue a metà percorso una cascata che si infila in un corridoio, una frattura tra 2 pareti alte una cinquantina di metri, larghe sia e non 2, molto suggestiva e molto tecnica. Si prosegue con cascate dallo scenario naturale da Laguna Blu, cascate da 20 metri abbinate a piccole da 5, disegni di realtà da incantare chiunque, a 2,5 km di fiume che se non fosse per la fatica e la stanchezza non si vorrebbe uscire mai. Anche questo fiume sfocia sul Riumannu, prossimo alla formazione del Rio Posada. Rio Soliano. Ancora all'altopiano di Usinavà, esattamente da Monte Sempio, nasce il Rio Soliano. Nella parte alta, definito come Canale Bonacossu, attraversa Badde Crappas fino ad arrivare alla frazione di Concas e sfociare nel Rio Posada. Questo fiume, lungo 7 km, è uno dei più interessanti riguardo portata, continuità, quasi per tutto l'anno vi scorre l'acqua.
La percorrenza inizia più o meno a metà fiume, l'ingresso non è per niente facile, infatti nella parte denominata Canale Bonacossu non vi sono ingressi e comunque la parte più interessante sono i restanti 3 km. Si inizia con una cascata in una gola molto tecnica sportivamente, 18 metri di cascata in mezzo alla vegetazione, alberi di alto fusto, olmi, leci, ginepri secolari, e a seguire una serie di cascate per un dislivello totale di 150 metri. Si inizia con una splendida cascata ad Esse, con un laghetto bellissimo. Questo fiume ha l'acqua cristallina di un verde smeraldo. Ci si alterna a cordate e tuffi fino a raggiungere una maestosa cascata alta 38 metri, a strapiombo, in una vasca trasparente. Una natura oggi incontaminata, vissuta al suo tempo dai carbonai. Le tracce dei sentieri e le aree carbonifere ne testimoniano il passato. Nonostante tutto, la vegetazione ha quasi ripreso il maltolto. La parte bassa, in prossimità di Concas, regala un paesaggio molto suggestivo, fatto di piscine incastonate nel granito. La trasparenza dell'acqua ne fa vedere il fondale spettacolare. Incontri ravvicinati con tartarughe splendide, segnale di una natura incontaminata. I colori dati dagli oleandri in fiore e da felci gigantesche rendono il paesaggio quasi fiabesco. E tra un tuffo e un altro ci si arriva a Concas. Soslascinos, nel cuore di Montenegdu, Padru. Una zona vergine non sfruttata dall'uomo, per fortuna, in nessun senso, data l'impenetrabilità della fitta vegetazione, splendida peraltro, piante di ginepri e tassi ultracentenari, gallura, granito e vista mare, magnifico. Il fiume incanalato nel canale Salapias, bellissimo, acqua cristallina, purissima, vi scorre per la maggior parte dell'anno. Vi si arriva dalla strada che porta a Saavedra Bianca, prima della frazione di Sasena, su una deviazione a sinistra, strada della Forestale, porta alle Casermette nel versante della frazione di Cuzzola. Siamo sempre sull'altopiano di Usinavà, sosta quindi alla stazione forestale. L'avvicinamento avviene da un sentiero che vale la pena percorrere a prescindere. Da un'altitudine di 600 metri, molto suggestivo, 40 minuti dal parcheggio, al guado. 9 salti molto interessanti, non altissimi ma quasi tutti tuffabili, nelle splendide pozze di acqua cristallina. Abbiamo disceso solo 3 salti in corda, ma avevamo l'equipaggiamento al completo, cosa da evitare per la risalita. Altro sentiero interessante e suggestivo impervio, 2 ore di marcia in salita, se si vuole ritornare all'auto dal punto di partenza. Si può discendere fino alla frazione di Cuzzola dopo aver percorso 4 km di fiume in 9 ore. Pitrisconi, località Stazzu Petrisconi, Montenegdu, Padru. Demanio forestale, comprensorio di Montenegdu, nel versante che si affaccia a San Teodoro. Scorre il fiume Pitrisconi, che prende il nome dallo stazzo alto dell'ente foreste. Stazzo Petrisconi, appunto. Fiume, canyon ormai noto a livello internazionale, meta turistica nell'arco di tutto l'anno, molto bello e suggestivo, con delle cascate bellissime e dei laghetti profondi. Favoriscono in parte i tuffi molto spettacolari. Conosciuto solo da 3 anni a livello sportivo torrentistico, è segnalato nelle più importanti guide turistiche di tutto il mondo. Questo mi ha portato alla divulgazione dei nostri siti, con la speranza di rendere fruibili al più presto i nostri fiumi, le nostre cascate. Facciamo conoscere al mondo intero i tesori della nostra terra. Con la partecipazione di tutti si può far praticare dello sport sano,
pulito all'aria aperta, gustandoci i profumi e i colori della nostra Gallura.